Buonasera a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora siamo tutti in attesa dell'incontro ufficiale alla Casa Bianca tra Donald Trump e Giorgia Meloni, che dovrebbe iniziare a minuti. Poi ovviamente ci saranno tutte le tappe che questo rito comporta, ma in serata dovrebbero uscire anche i primi elementi di contenuto dell'incontro medesimo, e nel caso tra l'altro il nostro Antonino Danna, che seguirà con Zoom, ve li riferirà in tempo reale. Qual è il punto? Intanto un alto funzionario della Casa Bianca ha fatto trapelare che Trump e Meloni hanno una very special relationship, cioè una relazione molto speciale, che non era come dire scontata nella nostra geopolitica, no? Ecco, diciamo, l'avvocato Conte non credo si sia mai visto recapitare una definizione del genere. Gli Stati Uniti, ha detto questo alto dirigente, sono orgogliosi della nostra alleanza strategica con l'Italia, non vediamo l'ora di farla evolvere e continuare il rapporto stretto. Ora, al di là delle appunto dichiarazioni di rito, che però non erano scontate con questa formula della relazione molto speciale, che in genere è applicata al Regno Unito, per capirci, no? Che ha una certa affinità storico-culturale con gli Stati Uniti d'America, come si spiega questa cosa? Si spiega anche con un approccio oggettivamente diverso che il nostro governo sta tenendo rispetto all'isteria europea barra eurocratica sulle politiche portate avanti dall'amministrazione Trump, in particolare le politiche economiche, in particolare la questione dei dazi, ma soprattutto quello che la questione dei dazi sottende, perché qui non ci stancheremo di dirlo, non è che Donald Trump si è svegliato una mattina e ha iniziato a come dire, tempestare il mondo di dazi senza alcuna logica, in modo masochista. No, avrà molti difetti, ma tendiamo a escludere il masochismo. E lo si vede questo atteggiamento differente, per esempio, da dichiarazioni molto importanti proprio dal punto di vista del contenuto, che ha rilasciato oggi il ministro dell'economia della Lega, Giancarlo Giorgetti, a un evento a Roma che presentava Moneta, il settimanale di inserto economico del giornale Libero e Il Tempo. Intervistato appunto dal direttore di Libero, Mario Secchi, Giorgetti, tra le altre cose, dopo aver sottolineato il rating ricevuto da Standard & Poor's, che ha fatto scoppiare così tanti fegati in così tante redazioni, ha parlato appunto dell'agenda Trump. E tra le altre cose ha detto: il momento è parecchio complicato per via dei dazi, ma ha poi aggiunto che ci sono altre questioni di carattere bilaterale che saranno oggetto del dialogo con Meloni. Ma parlando dei dazi, anzitutto ha ricordato che già con Joe Biden era cominciato un protezionismo camuffato, mentre Trump ha voluto esplicitamente, secondo Giorgetti, segnalare la necessità di riscrivere le regole del commercio globale. Cioè, a differenza di tanti euro isterici, il ministro dell'economia del governo italiano dice c'è una ragione storica addirittura delle politiche, delle presunte mattane di Trump, e è restituire un minimo di equilibrio a un commercio globale oggi basato sullo squilibrio. Questo squilibrio ha dei nomi, ha delle nazioni dietro, ha dei regimi, se proprio vogliamo, che vengono chiariti anche dal discorso di Giorgetti. La mossa di Trump, anche quella dei dazi, ha una sua logica, quello di trovare una via per ripianare questa situazione, riferito anche al ruolo crescente della Cina. Cioè, l'abbaglio storico della globalizzazione, per cui che ha fatto diventare la Cina la fabbrica del mondo, edificata sulla concorrenza radicalmente sleale nei confronti dell'Occidente, perché in Cina non c'è diritto del lavoro, ci sono condizioni spesso di schiavismo, e questo ha fatto saltare intere filiere economiche importanti in America e in Occidente, lo stesso concetto che l'Occidente sia un luogo dove si produce. Come ha detto recentemente anche Edward Luttwak, il rischio epocale è che l'Occidente diventi un luogo di mero consumo di cose che vengono prodotte altrove, principalmente in Cina. E in questo senso Giorgetti ha poi chiuso con una battuta molto efficace: il WTO, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, è morto ma combatte contro di noi. È morto
dai primi anni 2000, dal famoso, clamoroso e masochista, quello sì, abbaglio dell'amministrazione democratica guida Bill Clinton, che appunto accolse la Cina nell'Organizzazione Mondiale del Commercio senza chiedere minimamente un adeguamento dei canoni minimi, diciamo, di libertà del regime cinese. Il risultato è stato appunto la concorrenza sleale, la deindustrializzazione di larghe fette d'Occidente. Quindi è morto nella sua essenza, perché ha sdoganato, accogliendo la Cina, questa gigantesca contraddizione. Ma combatte contro di noi, dice Giorgetti, perché mantenendo in vita questa finzione, è una finzione che si ritorce solo esclusivamente contro di noi e fa solo ed esclusivamente l'interesse di altri, in particolare del regime comunista cinese. Questo è il quadro storico in cui si inserisce l'azione politica di Trump, che, come dice Giorgetti, ha una sua logica che va compresa anzitutto per relazionarsi in modo costruttivo, e ha una sua logica che ci riguarda probabilmente, perché quante filiere storiche, quante eccellenze del tessuto produttivo italiano hanno sofferto questo analogo problema, hanno sofferto il fatto che il commercio mondiale è morto ma combatte contro di noi, perché ormai è diventato, come dire, l'addentellato ideologico dell'OPA del regime cinese globale. Tant'è che ricordiamo sempre che Xi Jinping ha aggiornato la dottrina del Partito Comunista Cinese, facendo chiaramente mettere nero su bianco che l'obiettivo è il dominio globale della Cina. Questa è la logica di Trump. Giorgetti ci ricorda che il governo italiano ha un approccio non isterico, costruttivo, e che condivide la logica di fondo e che punta a ottimizzarla nell'interesse anzitutto dell'Italia. Beh, ci paiono ottime premesse messe dal ministro dell'economia per l'incontro tra Meloni e Trump, su cui vi aggiorneremo il prima possibile. Io invece vi do appuntamento a domattina. Grazie a tutti.